Nuova puntata di Giovedì a Corte, siamo qui dal centro commerciale Conte Santa Maria, iniziamo fra pochissimo con Mario Lambroni della calzoleria Lambroni. Siamo subito qui. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Per l'ultimo gesto d'amore, scegliere Funerarte significa non essere soli. Affidati alla serietà, alla discrezione e alla professionalità dell'agenzia funebre Funerarte. Siamo operativi tutto l'anno con reperibilità 24 ore su 24. Offriamo servizi funebri completi a partire da 1.590 euro, con tutti gli onori, sempre. La nostra agenzia si occupa personalmente di addobbi floreali, lapidi e tombe di famiglia, garantendo un grosso risparmio. Agenzia funebre Funerarte, un sostegno importante in un momento difficile. Via Cellini 3, Porto Torres, numero verde 800 510 599. Eccoci qua con Mario Lambroni, benvenuto Mario. Buonasera a tutti. Grazie, in questa nuova puntata di Giovedì a Corte, tu lo segui ogni tanto Giovedì a Corte? Sì, ogni tanto lo seguo. Quando non può, quando sei libero. Quando sono allora libero, ci conosciamo anche prima di quando ci siamo sentiti. Senti Mario, il tempio delle scarpe fatte su misura a Sassari, ho riassunto tutto? Beh, diciamo il tempio mi sembra un po' troppo, ma anche finire qua, no? il tempio è un po' esagerato, però un buon punto di riferimento, diciamo, per le calzature fatte a mano in Sardegna. Quindi sì, parliamo oggi, amici, di calzature fatte a mano come una volta, ma in una veste totalmente innovativa. Qua abbiamo anche degli esempi e poi li vedremo magari uno a uno che ci ha portato Mario, quindi in una veste insomma anche dello shop, del punto vendita, di questo salotto molto particolare che ho visitato più volte, con questo salotto davanti, dietro, le macchine di una volta, insomma. Sì, diciamo che abbiamo voluto creare questo laboratorio un po' innovativo e cercando comunque di tenere anche la tradizione, ecco, dove una scarpa fatta a mano come dire, emerge nei tempi di oggi, certo, rivisitata e perfezionata nel modo migliore. Bello, bello. Via Cavour, via lo Cavour 44. Via Cavour 44, la via dello shopping di Sassari. Sì, in questo momento è quella più appetibile, ecco, del centro. Bellissima via del centro. E senti con tutte le iniziative che ci sono a riguardo. È giusto ricordare. Anche per questo mese, che è un mese importante per lo shopping. E tra l'altro deve esserci un'associazione, un gruppo che fa gli eventi. Sì, c'è l'associazione della Galleria Cavour, di cui faccio parte. Fai parte? Sì. Ecco, avevo visto sulla tua pagina Facebook qualcosa del genere, quindi c'è promozionale, benissimo, diciamo benissimo. Quindi via Cavour, ragazzi, si va in via Cavour sotto questi giorni prima del Natale. Senti un po', abbiamo parlato, ecco qua, intanto vediamo, la regia ci manda
Quello sei tu? Sì, sono io, mi riconosco. Ok, quindi certo. come abbiamo detto, lo shop è questa entrata, questo salottino dietro tutte le macchine, qua le scarpe su misura, adesso andremo a parlare. Si prendono le misure. Ok, però gli inizi, Mario, non ci si inventa calzolai? No, diciamo che sono Dove passati. Ma da piccolo mia madre mi aveva spinto così in un laboratorio di paese, da un calzolaio dove si faceva sia la riparazione che lo scarpone di campagna fondamentalmente, perché in Sardegna non c'è ancora stata, cioè perlomeno c'era una tradizione di scarpe, però è andata così un po' a scemare, ecco, e quindi si è improntati verso lo scarpone tradizionale, ma noi abbiamo cercato di farlo più ingentilito e quindi abbiamo rivisitato questi modelli. Perfetto, quindi sei partito da ragazzino che poi frequentavo piano. ancora le medie, ecco. E poi sei partito subito con Via Cavour? No, diciamo che a 15 anni ho fatto l'apprendista perché sono andato ad Olbia e ho lavorato per altri 7-8 anni in un laboratorio abbastanza conosciuto di Giuseppe Mura. Sì, quindi insomma Sì, diciamo un bel percorso e poi a 22-23 anni ho iniziato ad aprire la mia attività in paese. Io sono di Oschiri, quindi in paese per 20 anni ho tenuto il mio laboratorio cercando comunque di adempiere a tutti i bisogni del paese e oltre. Certo. E poi è da lì che hai fatto il salto a Sassari? Ma diciamo che ho avuto delle collaborazioni anche con qualche tecnico ortopedico di cui facevo parte, ecco. E da lì ho perfezionato la tipologia dei modelli e delle suole in prevalenza. Fino ad arrivare poi a Sassari e fai queste bellissime scarpe cose, qui che insomma la facciamo in prevalenza da uomo. In prevalenza da uomo. Disegniamo il modello e poi la realizziamo nella sua totale composizione, dalla tomaia sino al fondo completo. Ecco, che poi lo vedremo bene nel dettaglio. Calzature prevalentemente da uomo, ma hai una sorta di linea tua, per le tue scarpe alcune chiaramente sono della mia linea e sono i miei modelli, però diciamo che in base anche alle richieste dei clienti cerchiamo di accontentarli. Ecco. Quindi anche a livello di modelli o a livello di materiale magari? Tutti e due, perché i materiali sono la componentistica primaria per la calzatura, quindi se è un buon materiale è anche una buona durata nel tempo. Certo, assolutamente. C'è qualche richiesta un po' particolare ti è capitata? Sì, vabbè, le richieste particolari sono sempre i modelli nuovi, quindi automaticamente bisogna metterli in opera e quindi studiarne gli aspetti tecnici, delle cose particolari, numeri particolari, tipo un 32 o un 33 da donna, oppure scarpe da uomo, ci sono capitati così un 49 con delle misure stratosferiche. Di quelle tranquille. Due belle valigie, ecco. Due belle valigie, sì. Cosa costa il doppio la scarpa? Diciamo che ha una maggiorazione, perché chiaramente una percentuale di pellame c'è in più, oltre che di fatica per poter Ecco, costruire. Una scarpa così, fatta a mano così, è una scarpa che dura nel tempo. Dura nel tempo, sì, ma chiaramente è la scarpa per eccellenza, la scarpa fatta a mano, perché è fatta su misura ed è fatta appositamente per il proprio piede. E quindi si può tenere una vita, perché tu poi fai anche le riparazioni di queste scarpe. E diamo tutta l'assistenza possibile per le scarpe che noi produciamo e non. Quindi vivono in eterno. Sì. Perfetto. E anche scarpe, comunque qualcuno, ecco, lo diciamo, qualcuno che ha qualche scarpa alla quale ci tiene particolarmente, che non hai fatto tu, intervieni comunque nel tuo lavoro. Facciamo anche la riparazione di tutte le scarpe, anche delle scarpe importanti che sono quelle inglesi, che hanno una costruzione di base Goodyear. Che questa è una delle caratteristiche che identifica una scarpa. Perfetto. Questa che abbiamo qua, per esempio, questa che abbiamo sul tavolino qui, questa che scarpa è? Un polacchetto, possibile? Ma diciamo che è uno stivaletto, stringato che si chiama full brog, per una questione che chiaramente abbiamo voluto ripetere ispirandoci allo stile inglese. Fondamentalmente molto bella questa. È particolare.
È particolare perché ha tutti questi forellini che vengono chiamati full brog. Noi l'abbiamo voluta completare e cercando di dargli poi delle sfumature di antico e di mischiando anche poi dei colori che sono particolari. Sono proprio fatte da te queste sfumature. Sì, da cosa sei partito? Da quel colore bordeaux o dal colore scuro? No, siamo partiti da un colore chiarissimo che è il color cuoio naturale della pelle naturale. È un crust ingrassato, e questa è una scarpa particolare che è fatta appositamente per quanto riguarda l'impermeabilizzazione del... Certo. Bellissima, bellissima veramente. Senti, ci fermiamo un attimo dal discorso calzature, perché ti volevo far vedere a te e ai nostri amici gli eventi di questo weekend. Noi siamo anche una trasmissione che rendiamo spazio agli eventi che ci sono in giro per la Sardegna. A te piace andare per Sagre Fest? Sì, ho visitato parecchi di Sagre, mangiare, bere, non si direbbe, e anche arte e cultura. Arte e cultura molto importante, benissimo. Solitamente diamo tutti gli eventi uno per uno, li commentiamo un pochino insieme, invece ti faccio vedere una cosa questa settimana. Questa settimana mandiamo Free Time, che è la nostra trasmissione dedicata espressamente agli eventi, uno via l'altro, con tutte le informazioni utili, trasmissione che la potete trovare, tutti la possono trovare sul nostro sito sardinianlife.it o sulla nostra pagina Facebook. Quindi in questo giro gli eventi ce li guardiamo con Free Time, va bene? Perfetto. Allora regia, vai con Free Time. E adesso non pensa più a niente quando chiude gli occhi. A Cagliari dal 19 al 23 dicembre Tipicità. La passeggiata coperta del Bastione di San Remi riapre le sue porte alla scoperta dell'artigianato e delle produzioni d'eccellenza della Sardegna. Tutte le info che ci servono le troviamo sulla pagina Facebook Tipicità. Sempre a Cagliari, dal 19 al 23 dicembre, Gusto in Fiera. Al quartiere fieristico, terzo e ultimo appuntamento con l'esposizione che mette in primo piano le grandi eccellenze e i settori produttivi dell'isola. Per saperne di più possiamo visitare la pagina Eventi Fiera Cagliari. Dal 20 al 23 dicembre a Sassari, Ite Buffa Sardinia Street Food. 4 giorni dedicati al cibo da strada accompagnato da birre artigianali e tanta buona musica dal vivo. Possiamo scaricare la locandina dalla pagina Ite Buffa Sardinia Street Food. A Milis il 21 e 22 dicembre rassegna dei vini novelli di Sardegna. Edizione natalizia per questa kermesse che propone tanti vini in abbinamento a piatti in stile street food, poi musica e mercatini di Natale. La pagina da visitare con tutte le notizie utili è Rassegna dei vini novelli Milis. Natale a Orosei dal 15 al 31 dicembre. Nel secondo weekend di festa continuano i mercatini di Natale che fanno da sfondo agli spettacoli e ai laboratori organizzati ad hoc per i più piccoli. Il programma completo lo troviamo sulla pagina della Proloco di Orosei. Se volete segnalare o promuovere un evento, inviate una mail a info@sardinianlife.it. Eccoli qui allora Mario, tutti gli eventi insieme nel nostro Free Time. Tu andrai sicuramente a Eat and Food, quello di Sassari? Sì, sono lì vicino, quindi quello non si scappa, non si manca. Non si scappa. E ti visiterai qualche mercatino di Natale, ci saranno anche a Sassari, abbiamo visto quello di diverse piazze, diverse piazze comunque ci sono. Fiume. Senti un po', abbiamo parlato dello stile, di come fai le scarpe, poi ne parleremo più nello specifico, però hai anche un bellissimo progetto legato ai plantari sportivi, spiegaci un po'. Plantari sportivi in prevalenza, diciamo che ci rivolgiamo agli sportivi, però anche a chi ha patologie diverse. Collaboriamo con un tecnico ortopedico in cui la realizzazione del plantare è importante, soprattutto perché usiamo delle nuove tecnologie. Quindi vedo proprio degli scanner, viene scannerizzato sì, c'è il piede, uno scanner e una fresa con una pedana
baropodometrica. Si fa l'esame e poi in base all'esame tutte le informazioni che vengono prese attraverso un software vengono gestite e mandate in fresa. Diciamo che viene fuori un plantare ad hoc, chiaramente con margini di errore bassissime. Certo, certo. Questi plantari tu li metti, vanno dentro la scarpa, si infilano o sono parte integrante? No, diciamo che si infilano dentro una scarpa, quindi anche la scarpa deve avere uno spazio per riceverlo. Il plantare è la cosa più importante rispetto alla scarpa, quindi è dove veramente appoggia il piede e riesce a fare delle correzioni, perché il tecnico riesce a sistemare i vari problemi di natura dinamica. Quindi i vantaggi sono quelli legati al fatto della postura delle cose, insomma, legati a queste... legati alla deambulazione, quindi per chi ha diversi problemi il tecnico interverrà a riguardo. Perfetto, benissimo, abbiamo fatto questa piccola parentesi su plantari, progetto veramente interessante, so che continuerà anche l'anno prossimo, giusto? Sì, continuiamo con questo, con questo progetto perché è importante per il nostro laboratorio. Quindi per qualsiasi consulenza e tutto possono passare da te in via Cavour, gli amici che hanno il suo appuntamento avranno una visita. Risolve tutto, il suo appuntamento, tac, scarpetta e plantare. Scarpetta e plantare su misura. Perfetto. Senti, tu mi devi dire tutto su come fai le scarpe, che io voglio farti vedere, voglio far vedere ai nostri amici delle immagini che abbiamo girato da te, bellissime, però tra un attimino mandiamo un pochino di pubblicità, va bene? Va benissimo. Ok, allora pubblicità e siamo subito qua ancora con Mario Lambroni. Per l'ultimo gesto d'amore, scegliere Funerarte significa non essere soli. Affidati alla serietà, alla discrezione e alla professionalità dell'agenzia funebre Funerarte. Siamo operativi tutto l'anno con reperibilità 24 ore su 24. Offriamo servizi funebri completi a partire da 1.590 euro, con tutti gli onori, sempre. Un sostegno importante in un momento difficile. Via Cellini 3, Porto Torres, numero verde 800 510 599. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Rieccoci qui con Mario Lambroni, Calzoleria Lambroni. Qua è apparsa un'altra scarpa, era già apparsa prima, nell'interruzione di prima, ma adesso che la stavo guardando bene, intanto che avevamo lo spazio pubblicitario, è bellissima questa. Altro modello rispetto allo stivaletto di prima? Sì, questo diciamo è un derby. Abbiamo preso l'ispirazione da una scarpa importantissima di John Lobb come modello. John Lobb era uno dei calzolai della Casa Reale. E da lì diciamo che ci siamo ispirati a John Lobb, perché chiaramente è una scarpa dove la tomaia è tutta intera, ha soltanto una cucitura dietro nel tallone. Bellissimo. L'abbiamo rivisitata perché ci sembrava doveroso dover ricordarci di lui.
Fantastica, veramente bella, anche la suola un po' particolare. Sì, sbaglio. questa è una suola particolare in cuoio dove c'è un'iniezione di poliuretano che serve come antiscivolo, più una cucitura esterna. Colore particolare è solo un dettaglio che hai scelto tu, giusto? Sì, sono dei Dipende dalla dettagli che ho scelto io perché li trovavo, diciamo, abbinabili certo, con questo modello. Bellissimo, bellissimo. Quindi per fare una scarpa come questa, di questa qualità, bisogna partire da delle materie prime di qualità, giusto? Sì, certo, il materiale è la cosa più importante, come abbiamo detto prima. Noi di solito usiamo del vitello che abbia certe caratteristiche, soprattutto conciate al naturale. E da lì tiriamo fuori le tomaie, che sono la parte superiore della scarpa. Certo. In quel caso, dopo aver preso le misure del piede, andiamo a ricostruire la tomaia con il numero perfetto. E da lì si monta su una forma di legno, viene tirata e poi applicata una suola all'interno, una soletta dove Quindi, in allora, pratica è costruita la base della scarpa. Tanti passaggi, no? In questa... Sono tantissimi, credo che siano una cinquantina di passaggi calcolati, forse anche di più. Quindi, allora, ricapitolando, il materiale lo riesci a trovare in Italia? Dove si prende? Noi le prendiamo dalle concerie toscane, sono delle migliori al mondo per quanto riguarda il pellame e la concia. Ecco, tutta questa fase di lavorazione, che abbiamo anche delle immagini, ricordo alla regia ogni tanto di mandarle le fasi di lavorazione. Ecco, qua avevi detto questa già. È la misura del piede. La misura del piede, qua cos'è che vai a ricercare? Cioè c'è proprio la forma del piede, non sì, solo diciamo che sono le parti più sporgenti del piede, che è la parte della pianta e la parte del collo. E da lì si ricostruisce poi la lunghezza del piede e diciamo lo spessore del sono piede. Proprio fatte su misura, non esiste un 40-41, cioè può essere un 41 può essere un 40 e qualcosa, 40 e mezzo, misura, che oggi i mezzi numeri sono quasi tutti scomparsi, però insomma prima c'era questa possibilità e noi lo mettiamo in campo, visto che insomma le scarpe le facciamo. Ecco qua, questa è un'altra fase di lavorazione. Sì, quella è una fase di taglio della tomaia. Queste sono in esposizione alcune scarpe che abbiamo realizzato e che continuiamo a fare. Eccoci qua impegnato, questa è la parte dietro del tuo shop, dove c'è il laboratorio. Questa è la parte del laboratorio dove qui si vede che stiamo montando una tomaia. Eccola lì. E queste sono un po' delle chicche un po' tradizionali. Qua andiamo alla questa cucitura. È una cucitura importante, una cucitura ideal, viene chiamata, che blocca la suola alla tomaia. Perfetto, poi da lì piano piano si crea tutta la scarpa. Abbiamo visto delle, come si chiamano, ghette anche in sardo, diciamo, magari no, però bellissime, sono quelle cambali, della campagna. Gambali. Quelli fantastici. Realizzi anche tu? Sì, queste le realizziamo noi su misura. Chiaramente abbiamo delle forme particolari che ci ispiriamo alla tradizione. Eccole qua, sono ecco queste la qui. lavorazione, bellissima. Queste la forma sono delle forme di legno? Sì, su delle forme di legno che sono delle forme ispirate a quelle di Orotelli, che sono famose, riconosciute in Sardegna per quanto riguarda il modello. Qui facciamo lo spago per cucire a mano. Ah, è vero, cavolo. La cucitura a mano avviene di che cosa? Della suola alla tomaia? Tutte e due. Perfetto, quindi niente. Quindi cucitura anche a mano, hai due macchine dietro che ti aiuti e poi tutto completamente. Macchine che hai fatto a mano, ragazzi, stiamo parlando certamente. Di quello. Sono delle macchine che supportano come supporto, vengono utilizzate, diciamo, per le cuciture molto sottili. Sì. E quindi quella fase lì. Il passaggio più difficile, prego, abbiamo dell'acqua, se abbiamo dell'acqua, sì, grazie, ecco è arrivato un ragazzo con l'acqua proprio adesso, ha 2 casse d'acqua, no, però sta andando fuori. Il passaggio più difficile, torniamo alle scarpe, cos'è che deve essere determinante per, forse l'inizio, cioè la misurazione del piede? Beh, diciamo che tutto è importante perché chiaramente bisogna conoscerli perfettamente, tutti i passaggi che compongono una scarpa, quindi dalla misurazione poi alla realizzazione del modello e della tomaia. Poi cosa importante che ci hai portato qua, oltre a qualche attrezzo che vediamo qua giù sotto il nostro tavolino, c'è anche il lucido, perché non è finita, cioè la scarpa viene realizzata, questa è un'operazione che si fa alla fine della realizzazione, poi si fa anche a casa, giusto? Si fa anche a casa perché serve anche come manutenzione per
in modo che le scarpe durino nel tempo. È molto importante usare una buona crema, una crema a base di cere d'api che nutre la pelle e idrata, e poi dà anche un po' di colore che non guasta. Bisogna mettere quella giusta in base alla pelle, giusto? Sì, bisogna mettere, perché chiaramente una base di cere d'api è ottima perché nutre la pelle e idrata, e di conseguenza la conserva nel tempo. E poi diciamo che è un passaggio sicuramente importante questo. Importantissimo, soprattutto per la conservazione, della scarpa, una scarpa del genere, e anche per la lucidatura, perché impermeabilizza allo stesso tempo. Certo. Tra l'altro ho visto che hai delle ottimi brand, che adesso non stiamo a fare il nome, ma hai anche un tuo brand di lucido, giusto? Sì, diciamo che abbiamo scelto, eccolo lì. Calzoleria Lambroni, voluto ispirarci a un prodotto, un grasso molto leggero che non macchia, però allo stesso tempo nutre bene la pelle, soprattutto quelle con delle pelli che sono semigrasse. Perfetto, hai detto nutre bene la pelle, giusto? Sì. Se ti faccio vedere una cosa sulla pelle invece, non delle scarpe ma di noi esseri umani, perfetto. È la nostra rubrichetta più sani e più belli, la vogliamo vedere insieme? Sì. Ok, allora diamo la linea a Francesca Sale di Pelle Ermosa, la nostra rubrica più sani e più belli, via! La psoriasi è una malattia cronica della pelle che purtroppo colpisce tantissime persone. È una malattia fastidiosa a livello soprattutto di rapporto con le altre persone, perché ti causa delle lesioni sulla pelle che oltre a dare fastidio, quindi prurito, bruciore, e crea delle squame che sono fastidiose, crea un distacco con proprio il rapporto sociale tra le persone. Una delle azioni migliori da fare per alleviare i fastidi che può provocare la psoriasi a livello cutaneo è quella di utilizzare dei prodotti naturali. Un prodotto naturale può lenire i fastidi ed evitare di avere un'escoriazione o comunque un fastidio della pelle permanente. Noi di Pelle Ermosa abbiamo due prodotti che leniscono i fastidi causati dalla psoriasi, che sono quelli diciamo più fastidiosi. Abbiamo il gel lenitivo all'elicriso, che contiene il principio attivo Elderal, che è il principio attivo che la nostra azienda ha brevettato, che è un'antica ricetta sarda proveniente dai nostri avi centenari. Il gel lenitivo e lo spray lenitivo sono due prodotti uguali, favoriscono un miglioramento della pelle, quindi vengono eliminate le squame, il prurito, e la persona ha subito un immediato sollievo, e con il passare dei giorni elimina completamente il fastidioso prurito e soprattutto elimina le squame, quindi la pelle ritorna ad essere come nuova. Da abbinare ovviamente al gel lenitivo consigliamo sempre un doccia corpo naturale, che ovviamente non contiene dei prodotti chimici, non contiene parabeni, non contiene paraffine, non contiene DTA, comunque quei prodotti chimici che sono quelli che aggrediscono la pelle. E grazie a Francesca Sale, hai visto prodotti cosmetici naturali, esistono anche dei lucidi naturali per le scarpe? Beh no? sì, lucidi, sono naturali? Sì, sono naturali perché sono a base di cere d'api, quindi nutrono perfettamente, una è pelle viva e l'altra è pelle morta. Fantastico, ok, perfetto. Senti Mario, io ti ho visto veramente appassionato nel raccontare quello che è il tuo lavoro, la passione che ti smuove ogni giorno per andare avanti con una bella realtà come la tua, quella ci vuole sempre. Vero? Beh, la passione, senza quella credo che si rimane limitati, ecco. La passione è quella che spinge l'essere umano ad andare oltre e quindi metterci tutto se stesso nel lavoro. Cos'è che ti piace di più del tuo lavoro? C'è qualche parte, non so, quando... Beh, diciamo la parte migliore è quando hai terminato il lavoro e sei contento di aver fatto qualcosa di importante. L'opera, come un artista quando finisce l'opera. Più o meno, credo che insomma è artigianato, l'arte è qualcosa di più alto, però insomma ci proviamo, ecco. Quindi tu ti sei inventato questo shop, come lo chiami, questo atelier?
Quindi diciamo un atelier, un laboratorio un po' retro, uno shop collaboratorio. Faccia vedere, diciamo, dia quel messaggio che sa di sapore antico ma in chiave moderna. Hai rivisitato un po' questo mestiere, queste cose, e secondo me ci sono anche tanti giovani che magari sono passati a vedere il tuo shop in via Cavour che un po' di voglia magari gliel'hai messa, può essere una cosa ma sì, credo per un di domani, sì, anche per i perché, ragazzi insomma, più giovani. I ragazzi di oggi sono allo sbando, non è che trovano facilmente il lavoro, un lavoro artistico, un lavoro artigianale e creativo, se uno vuole, dove può anche esprimere tante cose che ha dentro. Bellissimo, però la gavetta, perché ragazzi, ricordiamolo, quante ne hai fatte tu, Mario? 15 anni, 20 anni? Sì, diciamo una decina d'anni. Una decina d'anni buoni, tutto, pieni? sì, pieni, prima di poter camminare con le proprie gambe. Ecco, quindi ci sono voluti, forse l'ho fatto magari nel periodo in cui ero molto giovane e non mi è pesato, ecco, chiaro, se oggi uno parte già a 20 anni e inizia a fare questo lavoro, avrà i suoi tempi, è ovvio, la però gavetta ci vuole. Bene, siamo quasi alla fine, Mario, di questa nostra chiacchierata. Volevo ricordare anche ai nostri amici dove ti possiamo trovare. A parte, allora, via Cavour è il via Cavour 44 e poi ci possono seguire tramite Facebook. Quindi social, Facebook è Calzoleria Lambroni, la pagina. .com. Perfetto. E la pagina cioè il sito, Facebook, scusa, il sito quello che hai detto, sì. .com, calzolerialambroni.com e la pagina Facebook. La pagina Facebook. Sul sito fai anche e-commerce? No, devono passare da te ovviamente, sì, perché certamente, bisogna prendere le misure. Scusa, una cosa che non ho detto alla fine, esistono anche delle scarpe senza essere prese su misura, sì, qualcosa la prepariamo quando abbiamo un attimo di ispirazione. E di tempo. Perfetto. Senti, sai che siamo alla nostra ultima puntata del 2019, siamo proprio sotto Natale, vogliamo fare insieme gli auguri ai nostri amici? Sì, auguriamo un buon Natale per tutti, per tutti i nostri clienti e per tutte le persone che ci seguono. Benissimo, mi accodo agli auguri di Mario e gli auguri non solo miei ma di tutta la redazione, di Chico Piu, di Cesare Donati, per un felice Natale veramente a tutti. Noi ritorneremo, questa è l'ultima puntata del 2019, torneremo nel 2020 con grandi novità, quindi seguiteci sui nostri social, sulla nostra pagina Facebook di Sardinia Live, su Instagram. Per rivedere questa puntata, come sempre, il sito è sardinialife.it e per qualsiasi comunicazione la nostra mail è info@sardinialife.it. Ci vediamo quindi nel 2020, ciao! Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Per l'ultimo gesto d'amore, scegliere Funerarte significa non essere soli. Affidati alla serietà, alla discrezione e alla professionalità dell'agenzia funebre Funerarte. Siamo operativi tutto l'anno con reperibilità 24 ore su 24. Offriamo servizi funebri completi a partire da 1.590 euro, con tutti gli onori, sempre. Un sostegno importante in un momento difficile. Via Cellini 3, Porto Torres, numero verde 800 510 599. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino.